La nuova PAC, Politica Agricola Comunitaria, e gli investimenti in agricoltura, argomenti di riflessione e discussione nell'ambito di un incontro organizzato da Veneto Agricoltura ad Agripolis, cittadella accademica alle porte di Padova, contemplante diverse realtà, non solo i produttori ma pure il mondo dell'università, delle banche e delle istituzioni, per parlare delle nuove sfide a cui si prepara il comparto primario, che dalla PAC, come ha chiosato uno dei partecipanti alla tavola rotonda, ha ottenuto sì benefici, qualcosa come investimenti per 110 milioni di euro, fornendo però un contributo decisamente superiore in termini di qualità e competenza. Veneto di eccellenze che chiede comunque maggiore attenzione da parte dell'Europa. Parte da oggi anche il nostro tavolo tecnico, ma nello stesso tempo ci sono dei tavoli tecnici al Ministero a Roma e a Bruxelles, quindi il Veneto dovrà fare la sua parte, farà le sue proposte e le porterà nelle istanze appunto in questi tavoli, dove la nuova programmazione del 2020-2025 si fa adesso, e quindi sicuramente per l'agricoltura del Veneto, un'agricoltura tra le prime europee, la prima in Italia per numeri, per cifre, per investimenti, farà la sua parte. Il comparto agricolo sta vivendo un momento di profondo cambiamento in termini di regole grazie ad un'azione di semplificazione e di rinnovamento con lo sviluppo di una coltura finora poco diffusa come la soia, anche in relazione alle nuove abitudini alimentari oppure con l'attività di gestione delle aree ecologiche. La nuova agenzia che parte e deve mettere in collegamento in maniera più attenta il mondo della ricerca con il mondo degli utilizzatori, degli stakeholder, è la mission principale della nuova Veneto Agricoltura. Oggi lo stiamo portando avanti esattamente in questa logica qua, capire se investire in agricoltura quanto può essere ancora conveniente e quindi che supporti a questo riesce a dare la Comunità Europea, la Regione o lo Stato. Tra le eccellenze dell'agroalimentare veneto, assoluto rilievo spetta al settore zootecnico, soprattutto per quel che riguarda la carne bovina. Abbiamo fatto negli anni un cavallo di battaglia, proprio la qualità delle nostre carni, però questo ci è anche un po' ostacolato dalla grande distribuzione, che ci mette sempre in concorrenza col prezzo di altre carni provenienti da altri paesi. Questo un po' ci limita e questo è quello che si sta manifestando, la chiusura di determinati allevamenti. Attraversato periodi, gli ultimi anni qui molto problematiche anche per tutta una serie di attacchi mediatici al nostro settore.